Buongiorno, ben ritrovati a tutti i telespettatori di Antenna 3 anche in questa giornata dell'Epifania. È la nostra prima edizione per raccontarvi quanto accade sul territorio il giorno dopo la decisione del governo sul nuovo decreto legge, la stretta sui non vaccinati, una nuova stretta con l'obbligo vaccinale, ne parleremo fra pochissimo per gli over 50, e poi il tema della scuola, un nuovo record di contagi in Veneto nelle ultime 24 ore con oltre 18.000 positivi, nuovi positivi in un giorno, ma anche il dato importante di una diminuzione dei ricoveri sia in area non critica che in terapia intensiva. Prima però di parlare di questo, un veloce aggiornamento di cronaca, poi ne parleremo approfonditamente con il sindaco di Volpago del Montello e parliamo dell'incendio che è divampato poco dopo le 22 di ieri sera a Volpago del Montello, a Selva di Volpago del Montello, nello stabilimento deposito della PMG di Selva di Volpago del Montello, un'azienda di autotrasporti e di logistica. Queste sono le immagini impressionanti dei vigili del fuoco, un incendio che ha devastato quasi tutto il deposito di oltre 4.000 metri quadrati. È stata una notte di paura ovviamente per i residenti, ma anche di super lavoro dei vigili del fuoco, un'attività che è durata per tutta la notte e sta continuando anche stamattina, perché resta lo smassamento della merce per lo spegnimento di qualche focolaio residuo, un intervento reso difficile ieri dal forte vento che ha soffiato nella zona. Nonostante dunque ci fosse maltempo e pioggia, le fiamme continuavano a divampare, quindi grande lavoro dei vigili del fuoco, sul posto anche i carabinieri stanno tuttora intervenendo, ma come dicevamo prima, fra poco ci collegheremo più tardi con il sindaco Paolo Guizzo per ovviamente avere ulteriori aggiornamenti da Volpago del Montello, e anche se ci sono da dare indicazioni alla popolazione anche in merito alla ovviamente qualità dell'aria ed eventuali inquinamenti nella zona. Questo per quanto riguarda la cronaca delle ultime ore. Dicevamo record di contagi, 18.129 in Veneto, con ancora una volta Verona 3.861 nuovi positivi, la provincia più colpita, però il dato importante sempre da tenere d'occhio è quello dei ricoveri in area non intensiva e in terapia intensiva. In area non critica meno 70 ricoveri e in terapia intensiva meno 9. Restano numeri importanti, ma sono i numeri che fanno capire di fatto anche l'importanza della vaccinazione. Allora, a proposito della vaccinazione, dovremmo avere in collegamento, credo da Roma, il Ministro per i rapporti con il Parlamento, l'onorevole Federico D'Incà, perché con lui vogliamo capire con precisione i passaggi del nuovo decreto legge. Intanto vi faccio una estrema sintesi del decreto legge e tutte le novità che sono introdotte e che verranno introdotte dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora, la novità, l'elemento più atteso, diciamo, era quello dell'obbligo vaccinale che viene esteso, dunque viene deciso per una fascia particolare d'età, e cioè l'obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 di giugno. Chi verrà trovato, diciamo, chi verrà controllato senza il vaccino, senza poter provare di essere vaccinato, e parliamo degli over 50, avrà una multa di 100 euro. Resta però il nodo dei controlli, ed è quello che chiederemo anche al Ministro. Dal 15 di febbraio inoltre, sempre per gli over 50, l'obbligo di Super Green Pass, che si ottiene, come sapete, o con la vaccinazione o con la guarigione, non con il tampone, obbligo di Green Pass per andare al lavoro, sempre per gli over 50, pena la sospensione dal lavoro. Questo per quanto riguarda i vaccini, l'obbligo vaccinale, quindi la fascia degli over 50. Poi la decisione che è stata presa anche con un contrasto con la Lega sul Green Pass base, cioè l'obbligo di Green Pass base dal 20 gennaio per i servizi alla persona, e cioè estetiste e parrucchieri. Dal 1 febbraio l'obbligo di Green Pass base, quindi in questo caso anche la possibilità di utilizzare il tampone per gli uffici pubblici, le poste, le banche e anche le attività commerciali, con l'esenzione però di attività essenziali come le farmacie, negozi di alimentari al dettaglio, tabacchi, edicole. Per questo ci sarà anche una distinzione con un DPCM apposito. Poi le scuole con per quanto riguarda le materne, lo faccio molto in sintesi, adesso ne parliamo con il Ministro, con un positivo tutti gli alunni delle materne a casa.
Per quanto riguarda le elementari, con un caso positivo si resta in classe ma si fa il testing di verifica, quindi un test antigenico rapido molecolare appena si viene a conoscenza del caso e verrà ripetuto questo test dopo 5 giorni. Con 2 positivi, parliamo sempre di elementari, scatta invece la DAD per tutti, quindi la didattica a distanza con 2 positivi in classe alle elementari. Per quanto riguarda le medie e le superiori, con un positivo l'autosorveglianza e l'utilizzo delle FFP2, mascherina FFP2, con 2 positivi in classe potranno andare in presenza gli alunni, gli studenti vaccinati, la DAD invece per i non vaccinati, quindi è tornata questa misura ma solo per medie e superiori, con 3 positivi invece la DAD scatta per tutti. Questo in estrema sintesi, ma allora vedo collegato il ministro D'Incà. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi tutti, buongiorno. Ho cercato di essere molto sintetico, ma voglio chiederle diverse cose proprio sulle misure. Intanto le chiedo, è stato difficile raggiungere la quadratura del cerchio per questo decreto legge? Beh, è stato sicuramente un decreto legge molto importante perché a livello internazionale siamo di fatto insieme all'Austria il primo paese che fa un passo in avanti nei confronti dell'obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni di età. Sappiamo che in quella fascia vi sono in questo momento la maggiore mortalità e sapete che i casi sono in fortissimo aumento nel nostro paese. Fortunatamente abbiamo ancora un numero molto limitato di situazione critica in terapia intensiva, mentre sfortunatamente i morti sono aumentati sopra le 200 persone che sono mancate negli ultimi 2 giorni. Chiaramente è un dato preoccupante quello dei 189.000 persone contagiate ieri, 170.000 persone contagiate il giorno prima. Io stesso faccio parte delle persone contagiate, fortunatamente avendo fatto la terza dose è sì un'influenza piuttosto forte, ma tutto sommato insomma si ha la consapevolezza di una pronta guarigione e quindi basta semplicemente rispettare la quarantena all'interno della propria casa, e io sono dal 1° gennaio appunto quarantenato all'interno della mia abitazione. Ecco, allora, tante domande che ci stanno facendo. L'obbligo vaccinale per gli over 50 fino al 15 di giugno, ci chiedono da quando scatta, dalla pubblicazione del decreto? Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Quindi a giorni? Sarà nella giornata, credo, di oggi o di domani, dipende appunto dalla scrittura. Credo domani sarà la giornata della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Allora, la multa prevista per chi non adempie a questo obbligo è di 100 euro. La domanda che tutti si fanno è come concretamente verranno fatti i controlli, perché è chiaro, e ne parleremo fra poco, per chi lavora è più facile capire chi non è vaccinato perché avrà o meno il Super Green Pass, per chi non lavora sarà più complicato. Come verranno concretamente realizzati i controlli? Lo si farà attraverso le forze dell'ordine, i vigili urbani, attraverso le modalità normali, e si faranno appunto le verifiche con l'incrocio dei dati tra la persona e appunto l'ASL di competenza, che ci darà appunto l'indicazione se la persona è vaccinata o meno. Chiaramente più di trovare fuori la modalità e il modo, ricordiamoci in questo momento nel nostro paese vacciniamo più di 600.000 persone al giorno. Anche nella giornata di ieri abbiamo avuto oltre 60.000 persone che sono vaccinate in prima dose, quindi c'è una forte ripresa della vaccinazione in prima dose. Dall'altra parte vi sono oltre 450.000 persone vaccinate in terza dose. C'è una fortissima pressione perché le persone si vaccinino e lo stanno facendo. È l'unico modo per ripararsi in questo momento da queste varianti che sono al momento sono molto invasive perché hanno un contagio molto elevato, ma dall'altra parte hanno anche una diminuzione della loro forza, ed è per questo che in questo momento abbiamo tutto quanto ancora aperto rispetto all'anno scorso e stiamo cercando di poter vivere una vita per quanto possa essere normale. Ma l'incipit che il governo vuole dare a tutte le persone è: vaccinatevi per chi non è vaccinato e accelerate sulla terza dose, che è quella protettiva in questo momento, e per le persone che non sono vaccinate cerchiamo di in qualche maniera limitare i loro spostamenti, perché altrimenti potrebbero contagiarsi. La preoccupazione maggiore è quella dell'ospedalizzazione, cioè che i nostri ospedali si possano riempire nelle prossime giornate, nel prossimo mese, di fatto fermando e bloccando tutto il resto che dagli ospedali passa, perché chiaramente non è soltanto Covid l'emergenza, esistono i tumori, esistono i casi, migliaia di altre malattie che colpiscono appunto i nostri concittadini.
Senta, quindi questo è importante, importantissimo, quindi è una misura che serve anche a incentivare la vaccinazione. Quindi mi pare di capire il controllo sarà un po' incrocio banche dati e un po' controlli a campione, così più o meno. Beh, sì, questo sarà la modalità e poi insomma è chiaramente un obbligo e ormai conosciamo anche le persone che non sono vaccinate all'interno delle banche dati, ma ripeto alle persone che non sono vaccinate con obbligo o senza obbligo, immagino che vi siano delle paure inespresse in questo momento, delle titubanze e vi siano anche delle informazioni, della cattiva informazione che vi è arrivata attraverso le piattaforme social, attraverso tanti altri strumenti. Guardate che tutte quelle informazioni che vengono date, questi medici che sembrano degli sciamani più che dei medici che danno delle informazioni che sono sbagliate, non valgono. Come mai avete visto, la vera protezione la si ha attraverso la vaccinazione, è l'unico strumento che ci può aiutare. Tutto il resto, dal 5G a tutte le cavolate che si ascoltano ogni giorno, vi fanno soltanto che male. L'unica possibilità di poter ripararsi del coronavirus è attraverso la vaccinazione e l'obbligo serve soltanto, ed è un obbligo limitato fino a metà giugno, per poter far sì che i nostri concittadini possano trovare il modo, anche il coraggio di poter vaccinarsi. Dal 15 febbraio l'obbligo di Super Green Pass per gli over 50 pena la sospensione del lavoro e poi invece l'obbligo del Green Pass base dal 20 gennaio per estetisti e parrucchieri, quindi i servizi alla persona, dal 1 febbraio gli uffici pubblici, le poste, le banche e anche le attività commerciali. Ecco, ci può spiegare questi provvedimenti? Beh, quello sul 2G di fatto è per il posto di lavoro, vuol dire soltanto che o sei vaccinato o sei guarito e quindi in questo modo ti puoi muoverti per partecipare all'attività lavorativa. Noi abbiamo fatto questo ulteriore passaggio per cercare, come abbiamo fatto anche con l'utilizzo del Green Pass normale, e anche lì abbiamo avuto delle critiche nei suoi confronti, di poter far sì che il lavoratore che di fatto si muove, va sul posto del lavoro, di fatto insomma ha dei contatti in quell'ambiente, abbia il tempo da qui a metà febbraio di potersi vaccinare e poi di avere la sicurezza nel posto di lavoro e permettere al nostro paese di continuare in questo grande momento importante di sviluppo economico con numeri assolutamente positivi di grandissima crescita. E per proteggere insomma l'attività produttiva dall'altra, ma soprattutto le persone che partecipano all'attività produttiva, abbiamo messo un rafforzamento di quello che era il Green Pass base per l'attività lavorativa, mettendo il Super Green Pass, che vuol dire guarito oppure vaccinato, e anche questo sopra i 50 anni, perché sopra i 50 anni sono sempre quelle persone che in qualche maniera in questo momento finiscono all'interno della terapia intensiva, perché l'età media per il non vaccinato, che rappresenta all'incirca un settimo, un ottavo delle persone che sono in terapia intensiva, il vaccinato è di 74 anni, mentre per la persona non vaccinata finisce in terapia intensiva con poco più di 60 anni come media. Quindi vuol dire che vi sono persone di 70 anni, ma anche persone che hanno 50 anni e quindi da questo punto di vista abbiamo inserito dai 50 anni in su. Per quanto riguarda invece le altre misure, si era paventato invece il Super Green Pass anche per servizi alla persona, gli uffici pubblici, poste, banche, attività commerciali, invece è passata la linea del Green Pass base. Ma devo dire che probabilmente si poteva anche tenere un Green Pass rafforzato anche per tutta la parte dei servizi pubblici e per i servizi alle persone. È stata una richiesta da parte di Forza Italia, una richiesta da parte della Lega di tornare ai Green Pass normale, e quindi si è adottato questo strumento che in qualche maniera dà una maggiore libertà di partecipare ad alcuni servizi che vengono dati nei confronti della persona. Chiaramente poi insomma quelli che riguardano la spesa, le persone, lì sono definiti appunto essenziali e lì era già valido insomma il Green Pass base. Ecco, sono una serie di iniziative che in qualche maniera poi, essendo anche noi come paese il primo paese ad attivarci con queste considerazioni, sono state fatte in maniera precauzionale, in maniera tale da poter permettere chiaramente di normali approvvigionamenti, ma dall'altra parte proteggere il più possibile le persone in questo momento, perché
chiaro, è noto a tutti come ad esempio in Francia nella giornata di ieri siamo arrivati a 330.000 contagiati in un giorno solo. Sono numeri che di fatto, anche se le persone che finiscono in ospedale sono minori rispetto, diciamo, alla variante Delta, restano comunque tante e possono bloccare i nostri servizi sanitari e renderci appunto problematica la vita quotidiana. Veniamo alle scuole. Ho prima raccontato insomma in sintesi cosa sarà. Mi pare di capire che uno dei temi che era stato portato avanti, che era inizialmente sembrava bocciato, cioè quello di una divisione tra vaccinati e non vaccinati, quindi il vaccinato in presenza e il non vaccinato in DAD, che chiedevano le regioni, sembrava bocciato tout court. In realtà rientra questa prerogativa ma solo alle medie e alle superiori con 2 positivi in classe. Quindi è tornata un po' questa situazione. Ma è tornata perché è stata una richiesta delle regioni portata in Consiglio dei Ministri, è stata fatta un'analisi durante appunto questo passaggio e abbiamo pensato insomma, che le considerazioni fatte potessero essere corrette e quindi andiamo ad applicare la DAD in una condizione di terzo caso di fatto e quindi per 10 giorni consecutivi per quanto riguarda la parte delle medie e delle superiori, cercando quindi di mettere insomma, come chiusura l'ultima chiusura possibile il servizio scolastico. Abbiamo compreso nel corso del tempo che la DAD è uno strumento utile nella fase di emergenza critica, ma non deve essere, diciamo, lo strumento che scatta immediatamente. Possiamo chiudere molte altre cose prima di arrivare alla chiusura delle scuole. Questa è stata una richiesta anche da parte del Movimento 5 Stelle e noi crediamo che appunto in questa maniera riusciamo in qualche modo a permettere, a dare il maggiore spazio possibile ai nostri studenti di poter essere partecipi all'attività scolastica in presenza e soltanto dal terzo caso in su, appunto nelle medie e nelle superiori, andare nella DAD. È chiaro che abbiamo anche preso in considerazione il fatto che dopo il secondo caso vi fossero delle persone che di fatto avessero concluso il ciclo vaccinale primario, quindi con 2 dosi, o che fossero guariti da almeno 120 giorni e questi potessero essere in presenza o altrimenti, questi per quanto riguarda appunto i due casi, mentre il terzo caso scattava per tutti. Invece per quanto riguarda la scuola primaria e per le elementari la situazione è un po' diversa perché chiaramente soprattutto per quanto riguarda gli asili non hanno la mascherina sul volto e quindi diventa molto più complicato gestire il passaggio. Oltre a questo vi sono anche 92 milioni di euro per dare un aiuto nella fase di controllo, di verifica e di screening scolastico che verranno dati appunto come indennizzo per poter fare tamponi e permettere quindi insomma, che l'attività scolastica venga monitorata in maniera molto attenta. Tornando invece all'obbligo di Green Pass base dal 1° febbraio anche per attività commerciali, dicevo prima, immagino ci sarà un DPCM ad hoc per segnalare quali attività e quali no, perché poi immagino che sia per quanto riguarda i negozi e poi bisognerà capire per i centri commerciali cosa accade. Assolutamente faremo un DPCM successivo, un atto amministrativo che ci permetta di fare una ricognizione su tutte le attività nella quale si potrà entrare con il rafforzato e invece quali con il Green Pass base. Questo verrà fatto in un momento successivo, sempre cercando di venire incontro alle esigenze delle persone, ma dall'altra parte sapendo che questo momento qua ci vedrà nelle prossime, da qui a fine mese probabilmente conteremo non a centinaia di migliaia di casi ma a milioni di casi nel nostro paese e va fatta la massima attenzione per, ripeto, non riempire gli ospedali e permettere una continuità di vita molto diversa rispetto all'anno scorso, ma chiaramente siamo anche in un passaggio tra una pandemia e una endemia e quindi dobbiamo farlo cercando di avere la massima precauzione. Le faccio l'ultima domanda, è soddisfatto? Si poteva fare secondo lei di più? Mi pare di capire prima che il Super Green Pass lei l'avrebbe tenuto anche per i servizi alla persona e le altre attività. È stato ovviamente un'opera di mediazione, è soddisfatto di quanto è emerso dal Consiglio dei Ministri e quindi dal Governo? Io sono soddisfatto di quanto fatto, un lavoro importante che ci vede diciamo,
all'avanguardia in tutta Europa, in tutto il mondo per quanto riguarda la prevenzione e il cercare di far sì che le persone possano portarsi ancora di più nell'ambito della vaccinazione. Dall'altra parte, ripeto, funziona anche molto se tutti quanti insieme continuiamo a spiegare l'importanza della vaccinazione, spieghiamo l'importanza di prestare la massima attenzione e ripeto, io che sono in questo momento con il coronavirus e sono in quarantena, posso comprovare il fatto che mi sento più sicuro nei confronti della malattia, io, i miei genitori, mia moglie, mia figlia, perché siamo vaccinati, altrimenti chiaramente la paura sarebbe completamente diversa e ci sarebbe una preoccupazione molto maggiore sull'esito della malattia stessa. Quindi di fatto la vaccinazione ha la capacità di proteggerti e oggi è il momento in cui finalmente vediamo quanto importante sia stata vaccinare quelle 48 milioni di persone con prima vaccinazione. Le stesse hanno avuto ormai 46 milioni e mezzo di vaccinazioni in seconda dose e già 21 milioni di nostri concittadini hanno avuto la terza dose e avanziamo anche ieri con oltre 650.000 vaccinazioni al giorno. Guarda, sono numeri impressionanti, che vuol dire che la macchina sta funzionando al meglio. Grazie allora, grazie al Ministro D'Incà, grazie per averci spiegato nei dettagli anche le risposte che chiedevamo e i dubbi anche sui controlli, perché molte delle domande che ci hanno fatto riguardano proprio i controlli. Grazie mille, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Allora, dovremmo tornare adesso a parlare di Volpago del Montello. Ecco qui, allora vedo il sindaco Paolo Guizzo in collegamento, quindi torniamo alla notizia con la quale abbiamo aperto il nostro telegiornale, cioè l'incendio che è divampato la scorsa notte a Selva di Volpago nel deposito capannone dell'azienda. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi. Allora, ci può raccontare un po' che nottata è stata quella vissuta da Volpago? Diciamo che da ieri sera verso le 21:30, probabilmente l'orario in cui si è sviluppato l'incendio, poi l'incendio si è protratto per buona parte della notte con fiamme altissime che hanno interessato appunto la ditta PMG, questa ditta di logistica, una buona parte del capannone. Diciamo che è stato un danno notevole per l'azienda. Io sono venuto via dalla zona circa mezz'ora fa e c'è ancora una colonna di fumo abbastanza alta che si solleva dalla zona dell'incendio. Lì nella notte si sono susseguite e succedute numerosi interventi da parte di varie squadre dei vigili del fuoco, non solo quelle di Treviso, ma anche Montebelluna, Conegliano e così via. E possiamo dire che in questo momento, diciamo così, l'incendio è sotto controllo. Purtroppo, dicevo, c'è questa colonna di fumo che ancora continua ad esserci, anche perché parlavo proprio prima con il responsabile dei vigili del fuoco, mi diceva che c'è il rischio di crollo di una parte della copertura e quindi hanno difficoltà ad entrare. Comunque diciamo così che l'incendio è sotto controllo. Ecco, non ha aiutato il fatto che ieri ci fosse molto vento, dicevano i vigili del fuoco. Il vento ha aiutato ad alimentare le fiamme? Sì, sicuramente, probabilmente anche questo si è aiutato ulteriormente. Diciamo che oggi un po' abbiamo la fortuna che è una giornata di alta pressione, per cui il fumo sale e quindi non ristagna nella zona, e quindi anche le abitazioni limitrofe, diciamo, tutto sommato non hanno grosse problematiche. Proprio prima è arrivato anche l'ARPAV proprio per i controlli di rito sulla qualità dell'aria. Ecco, veniamo proprio a questo. Si sente di dire qualcosa ai residenti di Volpago che la stanno ascoltando, di stare tranquilli, di fare qualche precauzione, attuare qualche precauzione? Ma diciamo che al momento, proprio come dicevo, per l'alta pressione in realtà la colonna di fumo sale e quindi si disperde. Poi anche ovviamente salendo avremmo avuto molti più problemi se fosse stata bassa pressione, quindi con ristagno dei fumi. Dicevo, io ero lì fino a una mezz'ora fa e di fatto non si sentivano odori o altro, se non si vedeva il fumo. Adesso attendiamo l'acqua per capire poi se ci sono problematiche o altro, e quindi dovrà dare le necessarie indicazioni alla popolazione. Si è capito cosa c'era nel deposito?
Ma diciamo che questo è una logistica e quindi di fatto materiali sono i più vari, materiali che vengono ovviamente legati alle spedizioni dalle varie aziende che portano la materia, quindi è abbastanza vario. Generi alimentari, quando mi dicevano farina e pasta, anche vino. Parecchi, è un deposito anche di vini proprio bottiglie, quindi di per sé non è che possono sviluppare più di tanto, se no tutta la parte degli imballi e quant'altro. Certo, e sulle cause anche qui è difficile capire qualcosa, o se già si dice qualcosa tra... Al momento sì, al momento non ci sono indicazioni, anche perché proprio, come dicevo, di fatto i vigili del fuoco hanno anche più difficoltà ad entrare di fatto all'interno, infatti mi dicevo che attendono che la temperatura interna si riduca in maniera tale da avere la certezza che non ci possono essere ulteriori deformazioni sulle strutture di copertura, pericoli di crollo. Certo, e quindi bisognerà attendere sia sulle cause ovviamente quando riusciranno a entrare, sia poi anche, come diceva lei, per avere una sicurezza definitiva sulla qualità dell'aria con le analisi di ARPAV. Siete intervenuti anche come protezione civile, è vero? Sì, abbiamo anche la nostra squadra di protezione civile che è intervenuta già subito, ancora ieri sera, diciamo così, dando un appoggio logistico ai vigili del fuoco, perché non è che siano intervenuti sull'incendio, ma sono lì anche oggi a fare quella che diciamo così che è una operazione di delimitazione della zona, anche perché in queste situazioni ci sono sempre molti curiosi che si vogliono avvicinare, non capendo anche il pericolo. Ecco, lei ci conferma quanto avevamo letto. Si sente dire qualcosa a chi, ai cosiddetti curiosi, di evidentemente evitare di avvicinarsi? Ovviamente, anche perché io questa curiosità della disgrazia non è che la capisco più di tanto, essere sul posto di fatto si va solamente a intralciare chi sta lavorando e ai mezzi che devono entrare ed uscire dalla zona, quindi tanto voglio dire, girano già filmati, ci sono interessati, siete interessati anche voi, quindi per avere le informazioni è sufficiente seguire i mezzi di informazione. Benissimo, allora ci aggiorneremo magari più tardi nel corso del pomeriggio per capire se ci sono novità dal punto di vista dell'analisi di ARPAV e altre novità insomma per i suoi cittadini. Grazie al sindaco di Volpago Paolo Guizio, grazie e buon lavoro. Grazie a lei e a tutti i suoi spettatori. Grazie davvero. Allora, torniamo a parlare di Covid, ma parliamo di Novax, però c'è un'altra notizia abbastanza importante e grave, inquietante. Una lettera di minacce, infatti, contenente un proiettile è stata inviata all'immunologa Antonella Viola, che per questo è finita sotto scorta. L'immunologa, che lo sapete dirige l'Istituto di Ricerca Pediatrica della Città della Speranza, ha ricevuto la missiva minatoria 2 giorni fa nel suo ufficio di Padova. I bambini non si toccano, c'era scritto in questa lettera, una lettera di minacce Novax che fa riferimento evidentemente all'appello per la vaccinazione dei bambini. I bambini non si toccano, basti pensare agli effetti neurotossici e cardiotossici, dice questa missiva delirante. Se non cambia le sue interviste dicendo che i bambini non vanno vaccinati, saremo ben lieti di colpire lei e la sua famiglia. Tranquilla, continua la missiva, non morirà nessuno, ma 2 pallottole calibro 22 nella pancia e nelle ginocchia non uccidono, fanno solo un gran male, non seguiranno altri comunicati. La notizia è stata confermata da fonte della Procura di Padova, che ha aperto un fascicolo per minaccia a carico di ignoti. La missiva scritta a macchina e il proiettile sono stati sequestrati. L'immunologa Viola dice in queste ore non mi farò intimidire. Se si trovasse di fronte a chi ha scritto quella lettera, dice, gli direi che lo farò ancora perché non posso dire che i bambini non sono da vaccinare, sarebbe come volere il loro male. Intanto però è finita sotto scorta. La solidarietà ovviamente del mondo istituzionale, a partire dal governatore Zaia, che scrive: esprimo ad Antonella Viola tutta la mia solidarietà umana e istituzionale. Mai avrei pensato che in un paese civile si potesse arrivare a minacciare una scienziata che, come molti altri, sta combattendo in prima persona per curare e salvare vite dall'attacco del Covid. Questo a Padova, dunque, con le minacce anche molto forti, perché alla missiva è stata aggiunta anche un proiettile
nei confronti dell'immunologa Viola. Vedo in collegamento il presidente di Farmacie Unite, Franco Gariboldi Muschietti. Buongiorno. Eccoci qua. Buongiorno, mi sentite? Certo, stava predisponendo tecnicamente il collegamento, eccoci qui. Allora, restiamo in tema Covid. Ha sentito cosa dice di queste minacce all'immunologa Viola? Ma direi che nel rispetto della libertà di ognuno di fare le scelte, credo che questo sia indecente in un momento come questo prendere queste posizioni, per cui tutta la solidarietà con l'immunologa Viola, perché effettivamente sta facendo bene il suo lavoro, sta facendo il suo dovere e per la salute dei bambini soprattutto, per cui diciamo che è scandaloso che ci siano queste espressioni. Nell'ultimo collegamento che abbiamo fatto qualche settimana fa, qualche giorno fa, lei ci diceva che anche voi farmacisti siete spesso oggetto di insulti e minacce, così? Beh, direi sì, per il momento soltanto a parole, per cui insomma si sa che fanno il danno soltanto dal punto di vista morale, però devo dire che l'esasperazione delle persone è sempre più crescente e questo dispiace perché siamo in una situazione molto difficile con problemi particolari, vediamo che i contagi aumentano, per cui dovrebbe esserci coscienza da parte di tutti di poter fare il proprio lavoro in serenità e soprattutto per aiutare gli altri. Senta, allora io avrei bisogno di sentire lei che mi faccia chiarezza sulla la notizia che è di qualche giorno fa dell'accordo con la struttura commissariale, con le associazioni che gestiscono il mondo delle farmacie per la mascherina FFP2 a 75 centesimi. Capire quando parte, come verrà gestita e soprattutto dove verrà, non tutte le farmacie perché è un'adesione, è vero? È così? Ci spiega esattamente come funziona? Allora, il 3 gennaio ci siamo collegati in videoconferenza con il generale Figliuolo, il Ministero della Salute e altri componenti del governo per fare in modo di ottemperare alla richiesta che era stata fatta dal generale Figliuolo di portare le mascherine a un prezzo politico. E è venuto fuori che nel sottoscrivere il comune accordo tra le varie associazioni di categoria, Farmacie Unite e anche le altre due associazioni di categoria, il prezzo politico sarà di 75 centesimi a mascherina. Il protocollo è stato firmato 2 giorni dopo, quindi teoricamente, anzi in pratica, sarà da lunedì 10 che va in vigore il prezzo a 0,75. L'adesione al protocollo è volontaria, per cui chi aderisce a questo protocollo verrà inserito nella lista del governo tra le farmacie che adottano questo sistema, gli altri non verranno inseriti. Devo dire che già si è creato un po' un problema perché i fornitori si sono preoccupati, nel senso che il prezzo di vendita è molto vicino anche al prezzo di acquisto e mi preoccupa soprattutto le aziende italiane, alcune aziende che hanno riconvertito i loro magazzini, le loro produzioni per fare mascherine a 5 strati e quindi avere la possibilità di soddisfare le esigenze con un prodotto di qualità. Hanno già detto che non potranno fare di meglio e quindi sarà difficile anche trovare il modo di ottemperare alla richiesta e avere una fornitura adeguata di mascherine FFP2 standard, perché oltretutto poi anche per chi dà l'adesione a questo provvedimento del 0,75, ripeto, un prezzo politico ma in un'emergenza sociale ci sta, potrà avere una scorta buona di mascherine FFP2 standard, quindi quelle previste dall'accordo con la struttura commissariale e col Ministero della Salute, però se avrà altre mascherine da vendere a prezzi diversi è libero di farlo, per cui diciamo che è un problema un po' un equilibrio, passatemi la parola, all'italiana, nel senso che devo avere le mascherine a 75 centesimi, però posso vendere anche le altre al prezzo che stabilisco io. Cioè, diciamo che probabilmente se si fosse trovato un punto di equilibrio con una cifra intorno all'euro, l'euro e 10, molto probabilmente si evitava di fare queste differenze di trattamento e quindi sarebbero state soddisfatte sia le farmacie sia anche le aziende produttrici di prodotti di qualità, perché il prodotto di qualità deve avere almeno 5 strati e non è che sia una mascherina qualunque.
Quindi i rischi sono due: uno, che non ci sia un approvvigionamento stante la richiesta, e due, che ci sia la possibilità, il rischio di mascherine anche di minore qualità. È così? Ma è indubbio, perché il generale Figliuolo si è appellato al fatto che la grande distribuzione vende mascherine a 50 centesimi. È vero questo, però è anche vero che la grande distribuzione ha un potere di acquisto decisamente superiore a quello che possono essere delle farmacie, per cui possono comprarle direttamente dal produttore e con minimo di ricarico possono anche stare dentro quel prezzo. Però è evidente che la farmacia non ha questa potenzialità, quindi se la grande distribuzione può comprare 10 milioni di mascherine, la farmacia ne può comprare 100.000, cioè, voglio dire, non c'è proporzione. Quindi una maggiore attenzione a questo poteva essere utile, senza poi andare a inficiare quello che poteva essere l'aspetto sociale e l'aspetto di questo momento così difficile. Il segretario nazionale di Farmacie Unite Giacomazzi, abbiamo intervistato l'altro giorno, ha detto, peraltro ha ribadito quello che insomma sta dicendo anche lei in questo momento, e ha anche detto noi stiamo facendo la nostra parte, non ci chiedano altro di più, perché le farmacie stanno veramente in prima linea. È così? È vero che siamo in prima linea e continueremo ad esserlo, perché adesso poi con il provvedimento che gli over 50 devono essere vaccinati, saremo ancora gli esercizi più bersagliati, noi e gli alimentaristi ovviamente, perché siamo gli unici esercizi ai quali non viene richiesto per entrare il Green Pass. Quindi diciamo che se vogliamo vedere bene, la farmacia finora ha dato sempre, fin dall'inizio della pandemia. È chiaro che questo ha portato ad accendere i riflettori sulla farmacia, e quindi molto probabilmente quell'aspetto così sociale che la farmacia ha sempre dato non era così manifesto, però devo dire che in questo momento probabilmente il vaso è pieno e siamo arrivati a un momento di difficoltà effettivamente. Perché si parla sempre, no, dei medici in questi 2 anni ovviamente di grande difficoltà, ma anche chi lavora in farmacia è sottoposto a carichi di lavoro veramente estenuanti. Beh, soprattutto le farmacie che si sono adoperate per fare vaccini, per fare tamponi e per fare tutti i servizi necessari. Abbiamo dovuto modificare i nostri orari di lavoro, abbiamo dovuto provvederci con personale anche extra nel momento in cui c'era una richiesta maggiore sia di tamponi sia di vaccini, quindi non ci siamo mai tirati indietro, e il governo ha sempre chiesto di intervenire. Per carità, va benissimo, lo facciamo ben volentieri, ma a un certo punto bisogna avere anche un riscontro agli interventi che andiamo a fare, perché effettivamente non è proprio così. Chiedere va bene, dare sempre senza avere risultati forse non è così oggettivamente plausibile. Benissimo, grazie Presidente di Farmacie Unite Franco Gariboldi Muschietti, grazie mille. Quindi dal 10 ufficialmente si trovano... Dal 10 ufficialmente abbiamo firmato l'accordo, il protocollo d'intesa con il Ministero, con il generale Figliuolo e le 3 sigle sindacali, quindi dal 10 ufficialmente chi vuole può aderire al protocollo, e quindi le mascherine saranno a 0,75 presso le farmacie. Ecco, il cittadino come fa a sapere quali farmacie hanno aderito? Ci sarà, dovrà vederlo concretamente? Io penso che le farmacie che saranno tutte le farmacie che andranno a dare un supporto di questo tipo, sia chi aderisce sia chi non aderisce. Cioè, il fatto dell'adesione è che si viene inseriti nell'elenco del Ministero, e non credo che il cittadino comune vada a vedersi l'elenco del Ministero. Io penso che anche chi non aderirà comunque si adeguerà al prezzo, perché è un aspetto sociale. Quindi diciamo l'adesione è un atto formale per dare un contentino alla farmacia per essere iscritta nel sito del Ministero, ma io penso che anche chi non aderirà comunque si adeguerà a fare i 75 centesimi. Benissimo, buon lavoro, grazie alla Presidente di Farmacie Unite, grazie, buona giornata. Allora noi andiamo velocemente in pubblicità e poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con la nostra prima edizione. Dunque vi ricordo, prima di collegarci con il prossimo ospite, anzi no, lo vedo già subito e lo ringrazio per essere con noi, il generale Giancarlo Iannicelli, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buona giornata dell'Epifania anche a lei.
Allora, splende il sole, almeno nella Marca, in questa giornata, dopo che ieri invece abbiamo avuto diversi rovesci e non solo, anche neve in montagna evidentemente, ma con lei volevamo parlare un po' del tempo di questi giorni, il tempo che farà anche nei prossimi, ma anche di questi segnali un po' del clima. Ha fatto discutere, insomma, ha fatto notizia nei giorni scorsi questo tempo anomalo che c'è stato in montagna, o meglio questa temperatura che era come dire, più mite in montagna che non in pianura. Si è parlato e spesso si usano anche termini, ovviamente i media e i giornalisti usano termini di cliché, di meteo pazzo. Vorrei capire, lei che è un esperto, se è davvero così, se sono segnali anomali, se ci sono già stati in passato, cosa ci dicono questi segnali? Questa temperatura in montagna che c'è stata così alta rispetto alla norma, deve dirci qualcosa? Sì, l'anomalia c'è stata ed è stata determinata dalla presenza di un anticiclone di origine africana in questo periodo, quindi ci ha interessato per diversi giorni, quindi la permanenza ha fatto sì di una compressione intanto verso il basso, quindi l'aria viene compressa verso il basso e si scalda, ma questo lo fanno tutti gli anticicloni, ma essendo un anticiclone di origine africana ha portato aria calda. Che è successo? È successo che le temperature veramente sono portate a livelli molto alti, ci sono stati altri episodi, ma questo in modo così diffuso è un altro segno del clima che sta cambiando. Perché in montagna? Intanto c'è l'inversione. Cosa vuol dire? Che diciamo normalmente la temperatura è più alta in basso, man mano che si sale con la quota poi diminuisce. In questo caso invece man mano che si saliva con la quota le temperature aumentavano, siamo arrivati addirittura ad avere uno zero termico, quindi lo zero a 3.500, anche 4.000 metri di quota, quindi una cosa straordinaria. In pianura faceva più freddo, inoltre perché la presenza dell'anticiclone comunque ha favorito il ristagno delle masse d'aria, e queste sono caricate di umidità, di vapore, e hanno formato le nebbie, e le nebbie hanno impedito che la temperatura aumentasse più di tanto. È una situazione che è passata fortunatamente, perché era veramente anomala, temperature massime anche in pianura nonostante il cielo coperto 10-11 gradi, come è successo a Treviso anche ieri, valori minimi anche alti perché poi il cielo nuvoloso insomma, favorisce diciamo, un aumento della temperatura anche di notte, perché il calore accumulato dal suolo grazie alle nubi viene imprigionato, quindi avverrà l'inverso nei prossimi giorni, quindi avremo un abbassamento anche sensibile delle temperature. Cosa è successo nelle ultime ore? L'anticiclone, come dire, africano si è sgonfiato, è passato un sistema, il primo sistema perturbato di questo nuovo 2022, e ha portato delle piogge anche diffuse, continue, abbondanti, come ricordava giustamente, precipitazioni nevose abbondanti a quote anche basse, e queste sono le benvenute naturalmente per una serie di motivi. Ora è passato il sistema perturbato velocemente, si sta portando già sulle regioni centro-meridionali, da noi si rigonfia velocemente un anticiclone, l'anticiclone atlantico, e questo ha favorito e favorirà anche nei prossimi giorni un periodo anche lungo, potremmo dire fino a metà gennaio, di tempo normalmente stabile. Domenica potremmo avere un aumento della nuvolosità, ma nulla di più, velocemente. Quindi ecco, grazie all'anticiclone atlantico avremo un periodo di tempo, di bel tempo, nonostante l'inverno. C'è da dire poi, per carità, che la presenza prolungata dell'anticiclone potrà favorire poi ancora di nuovo nebbie, e come sapete con la nebbia cosa vuol dire? Dicevo prima, un ristagno della massa d'aria, quindi quello che si produce anche in termini di inquinamento si imprigiona nei bassi strati e fa aumentare naturalmente i livelli di inquinamento. Ecco, questa è la faccia negativa di questa situazione. Senta, quindi mi pare di capire che nei prossimi giorni, se non è la bella giornata di oggi, ma comunque dovremmo evitare le giornate di ieri, tanto per intenderci. Certo. Sono state giornate bruttissime, veramente da depressione, mi passi il termine, perché poi non vedere il sole per diversi giorni crea uno stato anche di ansia, c'è problemi anche, voglio dire,
di assorbimento da parte dell'uomo, no? Vedere il sole ci dà energia, ci dà anche un altro carattere, allegria. Non dovremmo averlo, ripeto, avremo del freddo, avremo cielo sereno, quindi belle giornate con il sole splendente. Naturalmente, dicevo prima, la notte è serena, il calore accumulato dal suolo si disperde velocemente quando il sole tramonta, quindi si disperde nell'atmosfera, anche nell'alta atmosfera, e quindi al suolo la temperatura si abbassa, ma senza far del catastrofismo. Avremo 2-3 gradi sotto lo zero, 4 gradi temporaneamente, sono gelate notturne che ci stanno tutte in questo periodo, e valori medi intorno ai 7-8 gradi, e questo per parecchi giorni, tranne, ripeto, piccola pausa ma molto leggera per domenica. Ecco, lo diceva prima, quella temperatura anomala in montagna non si ripeterà più, ma potrebbe ripetersi più avanti, cioè è difficile prevederlo ovviamente, però... Certo, ci sono stati altri periodi, ripeto, non è questo il fatto eclatante nel senso dell'intensità, certamente, ma ormai, ripeto, questa estremizzazione dei fenomeni, di certe espressioni del tempo, fanno parte del cambiamento climatico. Ci dovremmo abituare, quindi vedere tanto caldo, tanto freddo, tanta pioggia, poca pioggia, e così, sapete, questo sta innescando queste temperature che sono ormai ballerine, hanno un ritorno in tutte le attività. Faccio perdere 2 secondi, perché sentivo ieri che le aragoste, per dire che sono nei mari, diciamo, degli Stati Uniti, a confine con il Canada. Prima stavano nelle acque territoriali degli Stati Uniti e il Canada invadeva in qualche modo, cioè c'era un po' di furbizia. Ora, con l'aumento delle temperature, queste aragoste vanno verso nord e vanno nelle acque territoriali, sono andate nelle acque territoriali del Canada, e quindi adesso sono gli americani degli Stati Uniti d'America che invadono un po' per rubare questo pregiato frutto del mare, insomma. Quindi, per dire una delle tante cose, ma poi abbiamo guarda, si sta sconvolgendo. C'era la zanzara che porta la malaria, le popolazioni si erano sistemate nel Kenya e in altri posti africani a un certo livello, perché oltre a quel livello la zanzara non si diffondeva. Con l'aumento delle temperature la zanzara si sta diffondendo anche a quote più alte. Ecco che le popolazioni, ecco il problema, uno degli altri, dei 1000 problemi, si spostano, ecco le migrazioni verso più a nord, perché per evitare questo problema che da noi magari non si sente, ma in altre popolazioni è molto grave. Ma guardate, i cambiamenti climatici, veramente qualcuno le prende sotto gamba, sconvolgeranno delle attività, dei modi di vedere, il nostro agire di ogni giorno quasi, quindi bisogna pensarci. E io vedo purtroppo che ci si approssima a questo, ci si approccia a questo problema, sì, con una certa, adesso c'è una sensibilità, la sensibilità va bene, generalizzata. Mi preoccupa un po' che vedo e sento e leggo anche ai piani alti, quindi in quei settori dove ci dovrebbero essere persone molto preparate, invece da quello che dicono, da quello che scrivono, da quello che leggo sui giornali, mi sembrano un po' improvvisati, e questo mi preoccupa. Ci preoccupa, allora cercheremo di continuare a capire, di capire meglio cosa accade. Grazie generale Giancarlo Iannicelli, grazie anche per averci chiarito. Grazie a voi, un buon anno a tutti, anche se visto il periodo ci accontenteremo pure di un 2022 discreto, diciamo. Certo, meglio restare con le aspettative basse. Mi sembra adesso buon anno, sembra quasi una presa in giro, visto che ogni anno è peggiore. Facciamo discreto anno, così siamo a posto, discreto anno. Discreto 2022 a tutti. Grazie generale Iannicelli, grazie davvero, grazie. Allora io vedo che dovrebbero esserci già i prossimi 2 ospiti, fra poco andremo in pubblicità, però prima volevo salutarli e introdurre già un argomento. Credo che ci siano già collegati, vedo già, eccoli qua, li vedo tutti e 2. Allora grazie, saluto e ringrazio per essere con noi in questa giornata dell'Epifania Stefano Pelloni del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno a tutti. E Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, con voi chiaramente partiremo proprio dal decreto legge, però prima l'altra notizia di oggi è
che fa un po' il giro d'Italia sono le minacce molto gravi all'immunologa Antonella Viola, che lo ricordo ha ricevuto 2 giorni fa nel suo ufficio di Padova una missiva con un proiettile e sostanzialmente la minaccia di non parlare più della vaccinazione dei bambini, altrimenti verrà colpita. Questo è in sostanza il messaggio. La Procura ha aperto un'inchiesta, c'è la solidarietà del mondo istituzionale. Allora, Pelloni e Razzolini, partiamo da Pelloni. Il clima si sta surriscaldando sempre di più e si sta arrivando a delle minacce sempre più gravi, perché una busta con proiettile non è più soltanto un insulto. Sì, è gravissimo e mi auguro che la Procura possa indagare, individuare i colpevoli e fargli capire la gravità del gesto che hanno fatto con delle pene corrette, insomma. Penso che queste persone siano degli squilibrati, mi sembra evidente, e diciamo così che i toni si erano già alzati, perché io ricordo le molte offese al governatore Zaia, al sindaco di Treviso, ma anche a tutti gli altri sindaci che si sono trovati a dover adottare delle ordinanze, diciamo così, di buon senso per la grandissima parte dei cittadini. Purtroppo ci sono delle sacche di persone che appunto sono degli squilibrati, che vanno, diciamo così, messi ai margini e individuati e puniti, insomma, non c'è altra strada, insomma, si può protestare, hanno protestato, non dico che tutti i Novax siano appunto queste persone qui, anzi ci sono persone che legittimamente hanno una loro idea, per me non sbagliata, ma legittimo averla. Poi ci sono delle persone che sono dei criminali e come tali vanno puniti, insomma, ecco. Anzi, mi permetta, io invito tutti i genitori a far vaccinare i loro bambini, quindi rinnovo, io non sono un immunologo, non sono uno scienziato, sono laureato in altre materie, però mi sembra, da politico, da amministratore locale, mi sento di rinnovare l'appello alla vaccinazione da parte dei genitori per i bambini, ecco. Razzolini. Ma diciamo che piena solidarietà va data appunto all'immunologa Viola, perché questi gesti sono da condannare senza se e senza ma, ecco. Quindi anche da parte nostra, insomma, una vicinanza per questa situazione che non è mai piacevole, anche perché sicuramente c'è modo e modo per far emergere le proprie idee e c'è modo e modo, insomma, per far valere i propri diritti. Sicuramente le minacce né verbali né fisiche sono il metodo giusto, anzi questo va condannato e appunto speriamo che chi di dovere faccia quanto prima le verifiche per portare, insomma, un po' di serenità anche su questa faccenda. Allora, partiamo dal decreto legge. Allora vorrei che commentassimo insieme un po' le misure che sono state decise ieri in Consiglio dei Ministri, non senza difficoltà. Abbiamo raccontato già ieri nei nostri telegiornali, prima la cabina di regia, il confronto con le regioni, in Consiglio dei Ministri anche acceso, soprattutto tra Lega, la Lega soprattutto che ha chiesto alcune misure. Una in parte è stata presa in considerazione, cioè l'obbligo di Green Pass base per estetisti e parrucchieri, uffici postali e negozi, ma ne parleremo dopo. Prima vorrei partire dall'obbligo vaccinale. Si parla per la prima volta del cosiddetto obbligo vaccinale, anche se solo per una fascia d'età, quella degli over 50, fino al 15 di giugno. Pelloni, cosa mi dice su questo? Avrebbe preferito un obbligo tout court oppure giusta questa indicazione intanto degli over 50? Ma allora, la proposta del Partito Democratico era, come sapete, quella dell'obbligo per tutti. Dopodiché è un governo in cui ci sono delle parti che evidentemente hanno anche delle idee diverse. Nella fattispecie la Lega mi sembrava fosse contraria a questo obbligo vaccinale. E quindi penso che comunque la scelta sia di buon senso, insomma, fra il non averlo per nessuno o
fra averlo per tutti, penso che comunque la scelta di buon senso sia quella per la fascia più colpita dagli effetti anche pesanti della malattia del coronavirus, anche se sappiamo che ci sono ormai sempre di più 30-40 anni che finiscono in ospedale per gli effetti del coronavirus. Allora io penso che anche la gradualità nelle scelte sarà sempre più necessaria, e guardate, io sono quasi convinto al 100%, ovviamente dipenderà da quello che succederà nel mese di gennaio, che come sappiamo sarà un mese particolare perché si eleggerà il nuovo capo dello Stato e quindi non sappiamo se il governo rimarrà lo stesso oppure no, però ecco, se gli equilibri politici non verranno stravolti, io penso che si arriverà a un obbligo vaccinale per tutti entro l'estate, perché abbiamo visto che questo percorso di gradualità che ha portato prima al Green Pass, poi al Super Green Pass, poi all'obbligo vaccinale per gli over 50, poi porterà all'obbligo vaccinale per tutti. Perché guardate, è una misura di buon senso, è una misura ampiamente condivisa dalla popolazione, la grandissima parte della nostra popolazione si è responsabilmente vaccinata e quindi io non vedo motivi per cui far venire meno questo obbligo vaccinale. Insomma, mi sembra una misura di rispetto e di tutela per tutti i vaccinati, perché bisogna anche parlare, si parla spesso dei diritti, di questi fantomatici diritti di scelta da parte dei Novax. Io voglio difendere anche i diritti sacrosanti delle persone che hanno scelto con coraggio, perché anche affrontando le loro paure hanno scelto di vaccinarsi, e quindi queste persone vanno tutelate al pari degli altri, insomma, e quindi ben venga l'obbligo vaccinale. Razzolini. Io non sono mai stato favorevole all'obbligo vaccinale, seppur vaccinato con la seconda dose. Il 24 gennaio vado a farmi la terza, quindi sono favorevole al vaccino, e i dati comunque dicono oggi che le persone vaccinate comunque stanno passando questa situazione meglio rispetto a quelle non vaccinate. Infatti nelle terapie intensive oggi, è giusto ricordare, insomma, la maggior parte sono persone che non hanno il vaccino. È vero, i casi stanno aumentando, però c'è anche da dire che se nel 2021 avevamo in provincia di Treviso, ad esempio, 15.128 positivi, oggi ce ne sono 24.517, però è anche vero che nelle strutture sanitarie, se un anno fa con casi minori rispetto a oggi c'erano 551 persone, oggi ce ne sono 339, quindi è vero che si sta un po' ampliando questa influenza e è più contagiosa, però sta perdendo anche un po' la propria forza. Questa sicuramente è dovuta anche al vaccino e alla forza che ha il vaccino, ma oggi comunque nel nostro territorio abbiamo veramente vaccinato, non dico tutti, ma una stragrande maggioranza di persone, perché penso che siamo sopra l'80-85% di persone vaccinate, quindi ecco, imporre un obbligo secondo me è sempre sbagliato, perché le persone vanno fatte ragionare, vanno fatte riflettere, e se uno non si è vaccinato e continua comunque a non volersi vaccinare, non credo che questo obbligo cambi pressoché chissà quando, se non infastidire ancora di più certe persone. Bisogna far capire alle persone che oggi la vaccinazione comunque è una situazione che dà una mano sicuramente a questa pandemia. Mi auguro che la terza possa essere l'ultima dose che andrò a fare, perché è anche vero che insomma ormai già con la terza dose speriamo che sarà l'ultima. Lo so che non sarà l'ultima, questo mi preoccupa, però perché, non diciamolo. perché vuol dire che allora la situazione è ben distante, e allora forse bisogna anche trovare qualche altra cura che non sia per forza solamente il vaccino, perché se a questo punto il vaccino è vero sta dando una mano, però se bisogna andare avanti di vaccini con la quinta dose, la sesta dose, la settima dose, l'ottava dose, allora bisogna capire e cercare anche qualche altra soluzione a questo punto. Pelloni diceva non sarà l'ultima, è vero, di fatto sarà così. Ma io dico solo che
Io quest'anno mi sono fatto il vaccino antinfluenzale, me lo sono fatto l'anno scorso e me lo sono fatto l'anno prima. Gli anziani, anzi non gli anziani, cioè ormai diciamo anziani, ma gli over 65 nella nostra regione, nella stragrande maggioranza, si fanno tutti il vaccino antinfluenzale nel mese di ottobre. Quindi non capisco quale sia la preoccupazione da questo punto di vista. Permettetemi una cosa sull'obbligo vaccinale, però, che il Veneto è stata la prima regione in Italia a togliere l'obbligo vaccinale per i bambini, e questo ha creato, nel 2008, questo ha creato dei danni drammatici, perché siamo stati la regione in alcune zone, l'Asolano, il Vittoriese, il Coneglianese, tutta la zona pedemontana, avevano delle percentuali di non vaccinati fra i bambini per morbillo, per tosse, le tetano, quelle robe lì, drammaticamente bassi, tanto che la Lorenzin ha dovuto, al ministro della salute di allora, nel 2012, quando era 13, ha dovuto rimettere l'obbligo vaccinale per l'iscrizione nella scuola dell'obbligo, insomma. Quindi cioè, non è vero che nella nostra regione sono tutti vaccinati, nella nostra provincia sono tutti vaccinati. L'obbligo vaccinale serve perché anche la nostra esperienza ha dimostrato che dove si è tolto l'obbligo vaccinale per responsabilizzare la cittadinanza non si è dimostrata così responsabile, perché in alcune zone della nostra provincia ci sono delle sacche di persone Novax che mettono in pericolo anche le persone più deboli, le persone che non possono vaccinarsi per delle patologie. Ecco che ci sono delle sacche che probabilmente l'obbligo serve, e lo ha dimostrato anche la nostra esperienza empirica precedente al vaccino, alla pandemia. Allora, ripartiremo proprio dai Novax subito dopo la pubblicità. Qualche istante del meteo e poi vedremo un servizio e torneremo in diretta. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. Epifania, migliora il tempo sul nostro territorio. Dopo il passaggio instabile torna l'alta pressione e dunque anche il sereno. Vediamo il dettaglio di giovedì 6 gennaio. Sul Veneto la giornata che di fatto chiude le festività natalizie si caratterizzerà per il bel tempo. Non si verificheranno precipitazioni, qualche addensamento ancora al mattino, a seguire tanto sole, al massimo con qualche velatura. Temperature in lieve calo, minime tra -1 e 3 gradi, massime comprese invece tra i 3 e i 9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui avremo un ampio soleggiamento, qualche nube ma senza ulteriori conseguenze e sarà in prevalenza sereno. Temperature minime tra 1 e 3 gradi, massime sugli 8-9 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Lo vedete, sarà una splendida giornata all'insegna del sole ovunque. Temperature minime intorno ai -2 gradi, massime sui 4-5 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Per poter parlare di una cosa bisogna averne l'esperienza, e quindi pensavo che sarebbe stato anche per me importante fare questa esperienza prima o dopo. Naturalmente non l'ho cercato, è arrivato perché abbiamo avuto contagi in tutta la mia famiglia. Positivo al Covid dal 28 dicembre Fabio Padovani, imprenditore di Santa Lucia di Piave e presidente del comitato Riccardo Szumski. Inizia così un lungo video su Telegram in cui racconta i giorni non facili della malattia, gestita, malgrado la febbre alta, sempre in casa. A seguirlo il sindaco medico paladino delle cure domiciliari, ma anche un altro professionista di cui non fa il nome, che gli ha suggerito di assumere l'ormai famosa ivermectina. Qui ho le ricette che mi ha ordinato Riccardo. Un altro grande medico mi aveva detto di fare scorta un mese fa di ivermectina, cosa che io ho preso fin dal primo giorno. La fede mi ha aiutato molto, a me e a tutta la mia famiglia in questa circostanza, e ringrazio Dio per questo. Covid-19 però è una malattia che può essere guarita,
a casa, qua nella mia casa, senza andare a intasare ospedali. L'ivermectina è a livello internazionale stata valutata ed è giusto che sia stata valutata, così come tanti altri approcci, come per esempio il plasma e altri farmaci, che però dopo una fase emergenziale in cui era giustificabile trovare degli elementi terapeutici, oggi dobbiamo invece seguire le linee guida, perché questi farmaci, l'ivermectina in particolare, ha pesanti effetti collaterali e non dà benefici dimostrati dagli studi clinici. Le cure domiciliari sono fondamentali, sottolinea il virologo Pregliasco, ma non sempre sufficienti. È fuorviante e per di più pericoloso rendere pubblico un video in cui si dà per certo che ognuno possa superare il virus assumendo dei farmaci a casa. L'infezione, dice Pregliasco, è una roulette russa. Ma proprio per questa peculiarità della malattia, che ha un ampio spettro di patologia e di intensità dei sintomi, e l'ivermectina potrebbe non fargli niente e guarire comunque. Questo è l'elemento però sbagliato che va assolutamente stigmatizzato. A proposito dunque dei messaggi anche che sui social girano e che portano spesso anche a conseguenze drammatiche. Pelloni. Diciamo che ricordiamo che l'ivermectina è un antiparassitario per cavalli, ecco, ricordiamo questa cosa. Esatto, sì. Viene utilizzato forse per curare la scabbia negli umani, leggevo che diceva il direttore sanitario Benazzi. Ma allora, io sono figlio di un medico di base e quindi un pochino mi faccio raccontare, ma conosco anche tanti amici coetanei che stanno cominciando a esercitare la professione, e bisogna sfatare una cosa: le terapie domiciliari vengono fatte nella grandissima parte dei malati di Covid, e spesso con un esito che si dimostra positivo. Cioè non è che è solo Zumski che vuole fare le terapie domiciliari. Le terapie domiciliari vengono fatte da tutti i medici di base e da tutte le USCA del paese, ma è una boiata quella che solo loro vogliono fare le terapie domiciliari. Dopodiché ci sono delle persone che hanno livelli di ossigeno particolarmente delicati, e che viene deciso per la loro tutela di curarli in ospedale. Ma non è che a Zaia o a Benazzi gli piace portare la gente in ospedale e non far fare le terapie domiciliari, mentre Zumski vuole far fare le terapie domiciliari. Ma questo è un falso mito che non sta, è assurdo. Insomma, è chiaro che le terapie domiciliari si devono fare. Tutte le persone positive, la gran parte delle persone positive che ho conosciuto hanno fatto le terapie domiciliari, si sono presi le loro medicine, fortunatamente erano vaccinati e quindi hanno avuto pochissimi sintomi, e pace. Dopodiché chiedete, i Novax chiedano a Damiano, al loro capo Damiano, quello di Conegliano, di Norimberga 2, no? Visto che era la dittatura sanitaria, se gli è piaciuto andare a fare un giro in ospedale. A questo signore qui gli auguro di non fare la fine di Damiano e di non arrivare alle posizioni di Damiano, ossia da dittatura sanitaria Norimberga a adesso bisogna vaccinatevi tutti. Ecco, io gli auguro a questo signore di non fare il giro in terapia intensiva, per capire quanto è importante vaccinarsi e quanto è importante eventualmente andare in ospedale, che ti salvano la vita. Allora bisogna anche avere rispetto del personale sanitario, che ne sa qualcosa più di questi qui che chiedono aiuto alla fede e tutto quello che ne viene, e poi un po' di rispetto anche alle persone che studiano, insomma. Io non ho sinceramente più parole. Questi qui sono degli invasati estremisti, insomma, non c'è nessuna. Sbagliamo pure a dargli spazio e a commentarli, perché è gente che dopo fa la fine di Damiano, ci è costato un patrimonio a livello di costi pubblici per pagargli la terapia intensiva, perché questo qui doveva andare a parlare di Norimberga 2, di dittatura sanitaria, e poi dopo si è trovato curato, fortunatamente è andato tutto bene, adesso avrà mesi di riabilitazione perché gli manca il fiato e quello che ne viene. Ecco, io gli auguro di non fare la fine di questo, ma sono figure che mi fanno pena, ecco, per figure del genere. Razzolini. Io non sono nessuno per commentare appunto l'utilizzo di alcuni farmaci rispetto che altri, perché non ho le competenze scientifiche per dirlo.
Diceva prima il professore che parlava insieme nel servizio che effettivamente questo farmaco per certi casi, ma ancora mi pare in qualche periodo prima era stato preso in considerazione, però poi bisogna stare veramente attenti sugli effetti collaterali, quindi insomma ecco, su queste cose io di per sé mi affiderei alla sanità, ai medici, a chi appunto è lì per rispondere e curare questi problemi, quindi assolutamente sì. Probabilmente queste persone hanno qualche dubbio sul perché i vaccini e cosa ci sta dietro, quindi le aziende farmaceutiche, perché indubbiamente ci sono grossi giri di soldi su questa pandemia, e sicuramente c'è chi appunto si è arricchito, e in questo caso anche le aziende farmaceutiche, quindi questo deve essere anche un ruolo della politica, a fare domande, interrogarsi, a controllare del fatto che i soldi vengano spesi bene, che non ci siano giri strani e arricchimento di amici, insomma ecco, quindi questo sicuramente va fatto. Poi per il resto io comunque vaccinato lo sono, e quindi ritengo che comunque il vaccino stia dando una mano. Ancora purtroppo non ci ha portato fuori da questa pandemia, cosa che si pensava invece all'inizio potessimo essere sicuramente più aiutati. Ci sta comunque aiutando, ecco, magari un po' meno rispetto a quello che si pensava, però qual è l'altra soluzione? Quindi sicuramente bisognerà anche trovare altre soluzioni e studiare altre cure, questo sì, però in questo caso ecco, non la farei così tragica. Torniamo sulla questione dell'obbligo vaccinale per gli over 50, Pelloni. Un nodo resta quello dei controlli, evidentemente. Ne parlavamo prima con il ministro D'Incà, diceva che i controlli verranno fatti evidentemente a campione, poi un incrocio di banche dati. C'è anche chi dice in queste ore 100 euro di multa sono troppo pochi, e bisognava avere il coraggio di fare una multa più forte, perché si rischia veramente che qualcuno la paghi questa multa e continui a non essere vaccinato. A parte questo, vi leggo una nota del Codacons nazionale che potrebbe essere già un primo ostacolo per l'obbligo vaccinale, cioè il Codacons dice: dopo l'approvazione dell'obbligo vaccinale anti-Covid per gli over 50, il consenso informato firmato dai cittadini che si sottopongono al vaccino anti-Covid deve essere modificato con urgenza, pena una raffica di ricorsi in tribunale contro lo Stato italiano. Oggi, dice il Codacons, i moduli sul consenso informato non prevedono responsabilità in capo allo Stato in caso di effetti collaterali, reazioni avverse gravi o danni permanenti. Questo perché la vaccinazione era stata fino ad oggi volontaria e lasciata alla libera scelta dei singoli. Con l'introduzione dell'obbligo vaccinale è evidente che il consenso informato in vigore oggi non è più legittimo e deve essere modificato eliminando qualsiasi clausola che escluda responsabilità da danni dei vaccini, altrimenti, dice il Codacons, ci sarà una raffica di ricorsi in tribunale. Quindi c'è già diciamo all'orizzonte un primo ostacolo. Sono contento che il Codacons, fra una querela verso Fedez e l'altra, abbia deciso di impegnarsi per queste cose. Mi sembra che cerchino molto anche di stare sul pezzo dell'attualità per essere un po' visibili, però io non lo so, guardi, io non sono un legale, ci saranno uffici legali nella Presidenza del Consiglio che affronteranno il tema. Penso anche al Ministero della Salute qualche legale lo possono avere, e quindi da questo punto di vista immagino che si tuteleranno e ci tuteleranno. Dopodiché, guardate, io penso che noi abbiamo già il risarcimento in caso di effetti collaterali, cioè abbiamo la sanità pubblica che funziona e funziona bene, e questo è il miglior risarcimento che potremmo avere. Dopodiché i casi con effetti collaterali sono molto minori di molte medicine che prendiamo quotidianamente, solo che ovviamente su grandi numeri con l'intera popolazione si notano diversamente, insomma, però la pillola che prendono anticoncezionale, che prendono le ragazze, le donne, presenta degli effetti collaterali che sono pesantissimi, spesso in diversi casi, quindi insomma sono cose che ormai abbiamo superato, ci sono studi a riguardo. Dopodiché ben venga le multe, è chiaro che sarà difficile farlo rispettare, però bisogna metterlo. È anche vero che ad esempio tutti i dipendenti pubblici sono sicuramente facili da controllare, perché appunto
mi sembra che il sistema attivato con le app funzionasse per gli insegnanti e quindi anche per i dipendenti non penso che ci siano problemi. Per le altre categorie dei dipendenti ci saranno i controlli, come ci sono i controlli per il rispetto delle norme antinfortunistiche e tutti gli altri obblighi, insomma, quindi bisognerà farli certamente, bisognerà se necessario investire per assumere persone che facciano i controlli, però è fondamentale che ci siano, mi sembra che questa sia l'unica strada. Razzolini, c'è il rischio che fatta la legge si trovi subito una scorciatoia? Ma questo potrebbe essere, fatto sta che ritorno sull'indennizzo, cosa che trovo corretta, insomma, che il Codacons lo dica, ma insomma è una posizione che anche sempre il nostro partito, Fratelli d'Italia, ha tenuto, cioè vogliamo imporre un obbligo vaccinale, bene, allora imponiamo l'obbligo, però lo Stato si deve impegnare a indennizzare quei casi dove il vaccino potrebbe portare degli effetti collaterali, perché insomma poi su questo bisogna che anche i medici di base, ma insomma tutti i medici stiano ben attenti con i propri pazienti e facciano tutte le valutazioni del caso. Poi per carità l'imprevisto è vero, si può sempre trovare, perché appunto la medicina non è una scienza come la matematica che da risultati precisi, ma ci sono sempre poi le varianti, ci sono sempre poi le sfaccettature, però su questo bisogna effettivamente garantire la sicurezza a chi ha l'obbligo vaccinale, che se dovesse succedere qualcosa, che questa svista o comunque questo danno che viene arrecato poi sia indennizzato. Altro tema, siamo quasi in chiusura, altro tema è quello della scuola. C'è stata la decisione, lo ricordo, giusto per fare chiarezza, la decisione del decreto legge è la seguente: nelle scuole materne è stata una divisione per fasce d'età. Allora, nelle scuole materne, avendo ovviamente dei bimbi molto piccoli che non usano le mascherine, un caso positivo basta per lasciare a casa i piccoli. Nelle scuole elementari con un caso positivo si resta in classe, ma l'attività in classe si prosegue con il test antigenico appena si viene a conoscenza, o molecolare, e poi un test che viene ripetuto dopo 5 giorni, questo in un caso di positività in classe, quindi il testing. Con 2 positivi torna purtroppo la DAD. Per quanto riguarda le medie e le superiori, un positivo autosorveglianza in mascherine FFP2, con 2 positivi in classe i vaccinati, in DAD i non vaccinati, con 3 positivi la DAD per tutti. Quindi in questo caso, e solo in questo caso, con 2 positivi in classe, è ritornata in auge, diciamo, quella che era la proposta iniziale delle regioni, peraltro al governo, della DAD per non vaccinati. Nella prima proposta, nella prima bozza, che poi è stata bocciata, era allargata a tutti, è stata portata alle medie superiori e in caso di 2 positivi in classe. Su questo però c'era stata una levata di scudi anche sulla discriminazione tra DAD, tra vaccinati e non i ragazzi, e poi anche sulle difficoltà, concretamente, dicevano i presidi, di poter fare delle lezioni con una parte in DAD e una parte in presenza. Chiaro che è un caso limite, 2 positivi in classe, ma non è impossibile che accada. Pelloni. Ecco, io su questo ho qualche perplessità, sinceramente, nel senso che io sono contrario alla DAD, io penso che, cioè, non è che sono contrario in ogni caso, se ci sono molti positivi è chiaro che dovrà essere necessaria, però più la riusciamo a evitare, più meglio è per i ragazzi. Hanno già pagato troppo i costi di i danni di questa pandemia, sono stati probabilmente la categoria che più li ha pagati, e quindi anche la proposta del Presidente Zaia di cominciare la scuola il 1° di febbraio e fare in DAD tutto il mese di gennaio mi vedeva assolutamente contrario. Anche qui la DAD per i non vaccinati, come avete ben capito seguendo questa trasmissione, io ho delle posizioni che sono abbastanza nette nei confronti dei non vaccinati. Dopodiché i genitori, i figli non se li scelgono, cioè i figli non scelgono i propri genitori, ecco, e probabilmente è anche giusto non far pagare ai ragazzi le scelte che sbagliando fanno i loro genitori, e quindi probabilmente è una misura che li discrimina e che non mi vede d'accordo. Io sono per un comportamento omogeneo per gli studenti vaccinati e per gli studenti non vaccinati. Sono minorenni e quindi purtroppo e quindi giustamente le loro scelte
relative alla loro salute vengono prese insieme ai genitori, e quindi penso che sia anche sbagliato far pagare ai ragazzi con la DAD delle scelte sbagliate prese dai genitori, da dei genitori che probabilmente dovrebbero leggere qualche libro in più o ascoltare qualcuno un po' di più la scienza e meno, diciamo così, i sentimenti di paura o di poca confidenza. Però tant'è, e quindi io non sono d'accordo. Razzolini, su questo? Mi tocca dare ragione e essere d'accordo. Ecco, peccato. Registriamo. Perché trovo discriminatorio questa cosa, nel senso che, come diceva Pelloni, effettivamente i minorenni non possono decidersi se vaccinarsi o meno. Sicuramente avranno anche loro l'influenza con i genitori, e quindi potranno esprimere le loro idee e far valere anche i propri diritti, però poi alla fine chi è minorenne ovviamente la responsabilità spetta ai genitori, e se i genitori non vogliono vaccinarlo, io non trovo corretto, ma proprio per nulla, che una parte di classe sia in DAD, quella non vaccinata, e un'altra parte invece sia in classe, perché questa è una discriminazione che si fa a dei ragazzi in una fase dove loro dovrebbero capire e comprendere che le discriminazioni non vanno bene. Quindi se noi dobbiamo poi istruire dei giovani, ovvero il futuro del nostro paese, della nostra nazione, e già a istruirli andiamo a discriminarli, questo anche no, e non è sicuramente un messaggio positivo. Quindi trovo altamente discriminatoria questa soluzione, anche perché poi anch'io sono per l'idea che la DAD meno si fa e meglio è. Grazie, allora, grazie a Tommaso Razzolini e Stefano Pelloni, grazie per essere stati con noi, perché voglio dagli ultimi minuti parlare così con un sorriso, parlare dell'Epifania e delle manifestazioni dell'Epifania. Non so cosa avete trovato nella calza della Befana, e non lo voglio sapere, e quindi grazie a Pelloni e grazie a Razzolini. Allora, giusto perché ricordiamo che oggi, oltre al Covid, è anche la giornata dell'Epifania. Vediamo le immagini che ci ha girato il nostro Lorenzo Maier, suggestive dei re magi nelle statue che segnano le ore della torre dell'orologio di piazza San Marco. Eccole qua, il simbolo della Epifania, e quindi la processione, chiamiamola così, meccanica della torre dell'orologio in piazza San Marco, e che si inserisce insomma anche nelle celebrazioni per i 1600 anni della nascita della città. E quindi il segnale, insomma il segno anche di questa Epifania della giornata di oggi con i re magi. Vedete, queste sono immagini suggestive perché sono dall'interno della torre dell'orologio, con il passaggio e il colpo d'occhio di piazza San Marco, e queste dunque sono le statue raffiguranti anche i re magi che scoccano l'ora nella torre dell'orologio in piazza San Marco. E per chiudere definitivamente questa prima edizione vediamo anche un altro video suggestivo, e poi ci salutiamo, che riguarda insomma le immagini del Natale a Padova, perché Padova Urbs Picta risplende delle luci del Natale fino al prossimo 9 gennaio, quindi fino a domenica. Allora ecco in queste immagini come si presenta la città di Padova, e come si presenta in questi giorni, e come si presenterà fino al 9 di gennaio, e quindi augurandovi anche una buona giornata, ricordandovi il telegiornale delle 19:30 di oggi di Treviso, nel quale vi racconteremo anche tutte le reazioni al decreto legge, ma anche gli aggiornamenti su Volpago del Montello e l'incendio. Vi lasciamo a queste suggestive immagini. Grazie per averci seguito e arrivederci.